È la prima strada dei birrifici artigianali in Veneto. Si tratta di un percorso che collegherà i birrifici artigianali della Pedemontana Veneta che aderiranno all'iniziativa. Sarà possibile gustarsi una sosta per consumare e acquistare le loro birre, ma anche effettuare visite guidate ascoltando i racconti dei mastri birrai. Tra le proposte che possiamo fare dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli, che offre già numerose tipicità, quindi gli itinerari turistici ma anche le ville palladiane e i castelli, di unire tutto questo con la birra artigianale. Questo è un fenomeno che si chiama craft beer. Quindi il turismo della birra artigianale, il turista arriva nel nostro territorio spinto dalla volontà di visitare i birrifici artigianali e degustare le birre e poi visitare assieme tutto quello che già il territorio nostro offre. Il progetto, promosso dall'organizzazione turistica regionale OGD Pedemontana Veneta di Tiene, entra nel vivo degli eventi con birrifici aperti che si svolge domenica 15 maggio in tutta la provincia di Vicenza. Dal punto di vista della struttura di questa strada, con il coinvolgimento di ben 18 birrifici, possiamo dire che siamo ovviamente una delle strade di birrifici più attrezzate in Italia. Il lavoro che è stato fatto anche assieme alla Camera di Commercio è stato il coinvolgimento di aziende giovani, dinamiche, che sono nate molte negli ultimi anni, qualcuna anche più di 10 anni fa, e che crescono di anno in anno. Quindi sicuramente questa strada sarà ampliata, già ora però attraverso un territorio dal nord vicentino fino all'area berica. La Camera di Commercio nel 2021 ha emanato un bando Cultura e Turismo dove l'OGD della Pedemontana ha partecipato e pertanto c'è stata la possibilità di cofinanziare questo progetto della strada dei birrifici della Pedemontana. Un progetto che consolida la vocazione enogastronomica e turistica del territorio anche guardando alle prospettive occupazionali. Uniamo il lavoro dei giovani perché la maggior parte delle persone, di questi nuovi imprenditori che si affacciano su questo mondo del lavoro sono giovani imprenditori che uniscono anche, oltre a dare servizio delle loro ottime birre, anche servizi turistici. In Veneto ne sono sorti molti, soprattutto negli ultimi anni, ne contiamo più di 80, è la prima regione in Italia per numero di birrifici artigianali, ma soprattutto sono birrifici di qualità.